3000 anni fa, così straziante, arrivò addirittura ad Ercole. Una bevanda a base di miele e tornò nel luogo da cui... Nel video precedente abbiamo raccontato della leggenda di formazione del lago di Vico, grazie al gesto eroico del divino Ercole. Ma altre curiosità sono legate ad un monte che si affaccia a questo specchio d'acqua. Dal lago di Vico ci siamo spostati qui, non proprio telesportandoci, ma faticando un pochetto perché la salita non è proprio facile. Breve ma importante. Insomma, ci siamo spostati qui sul Monte Venere e fa parte del complesso di Monti Cimini. Il Monte Venere è alto 850 metri, però il più alto qui è Monte Fogliano, 965 metri. Inizia a maniera un po' barbara, va bene? No, ma che barbara, sei fighissimo così. La cosa curiosa poi di questo posto è che in antichità era quasi un'isola. Il Monte Venere era quasi un'isola. Infatti, in età romana è stato costruito un tunnel per drenare l'acqua e pian piano il livello d'acqua scendeva, facendo sì che emergesse questo monte, infatti il Monte Venere. E quindi se noi ci trovassimo ora in età romana, saremmo su un'isola piuttosto che su un monte. Anche il lago ora è solo da un lato del monte piuttosto che a 360 gradi a circondarlo. Probabilmente è proprio per questo che vi è un'altra leggenda che lega le origini del lago di Vico proprio al Monte Venere. Vi è, infatti, proprio sulla sommità del monte, la più grande cavità naturale di origine vulcanica del Lazio, una grotta a sviluppo verticale che prende il nome di Pozzo del Diavolo. La leggenda vuole che gli abitanti locali abbiano sfidato Ercole a dimostrare la sua possenza. Ercole così conficcò la clava proprio nella cavità in cui oggi sorge il Pozzo del Diavolo, a pochi metri dalla sommità del Monte Venere. E per quanto la gente si impegnasse a cercare di estrarre dal terreno questa clava, nessuno riusciva. Tant'è che Ercole, ancora per dimostrare la sua potenza, prese la clava e con un sol gesto riuscì ad estrarla dal terreno. Ma questo comportò che dalla cavità, dal pozzo del diavolo, fuoriuscisse un getto d'acqua che andasse a formare il lago di Vico. Ma perché si chiama il pozzo del diavolo allora e non il pozzo di Ercole? Guarda, quando mettono diavolo nel toponimo, Mhm. è perché probabilmente è un pozzo, cioè un pozzo, è una cavità a sviluppo verticale molto profonda, oscura anche, e quindi rimanda un po' al concetto dell'inferno. Dell'oscurità, Sì, sì, sì. di, Allora, o ci di stanno... farsi male, di cadere, Sì, sì, cose sì, del è anche un genere. modo anche per mettere sicuramente in guardia le persone. Certo. Solitamente o ci sono state attività minerarie e quindi ci sono delle miniere che vanno giù nelle viscere della terra, oppure semplicemente è una questione di verticalità, di oscurità del posto. Nel discendere quasi, no? Esatto. Mm-mm. Sì, mi fa proprio tanta paura. Qui prima c'era anche una corda, si poteva calare dentro, solo che credo che l'abbiano tolta perché forse per troppi incidenti.
o inconvenienti che sono successi, non saprei. È meglio però, perché sennò questo qui ci sarebbe entrato. Guarda, ancora mi brucia. Il Monte Venere, al di là di qualunque storia o leggenda vi possa essere legata, è una vera e propria oasi naturale. Vi abitano infatti, tra questi boschi di faggio, numerosi animali. Tra i mammiferi, la volpe, il tasso, il cinghiale, la martora, la puzzola e il gatto selvatico. Tra gli uccelli, invece, è possibile incontrare il barbagianni, la locco, il gufo, la civetta, il picchio e anche il fringuello. C'è chi, infatti, si reca proprio in questa splendida porzione di regione per osservare la fauna, grazie all'apposita attrezzatura che viene messa a disposizione. Infatti, per chi volesse praticare un po' di birdwatching, non deve far altro che recarsi ai vari osservatori posti lungo le sponde del lago, come quello del Cerreto. Fa un po' freddo, c'è il vento freddo, va bene? Va Incappucciati bene? proprio. Ok, allora. Allora, e concludiamo con una freddura che mi sono appena inventata. Allora, c'è questo uccellino bianco immenso che sembra gabbiano, che da un po' che lo vediamo qui, ora che ci siamo ritornati a guardare anche il tramonto. Io dico, oddio, guarda, è lo stesso. E Matteo, sì, sta sempre qui a pescare. E io rispondo, certo, perché quando gli hanno detto, com'è? Vattela. Sì, perché sono confusa. Quando gli hanno detto vattela a pesca ci è andato veramente. Ora sentite freddo anche voi. Oh. Tra poco dovrebbe sentirsi il picchio. Mi sa che è scioperato oggi. Devi girarti un po', capito? Indica, siamo qua. C'hai ragione. Capito? Allora, Però stai attento, ok? Vai. abbiano sfidato. E qui, in questo preciso punto, la sua clava, Non riesco a prenderla sul serio. Allora, la clava, brava, Cioè, mi piace. Perché io continuo a ripetere la stessa cosa, ma non è così. Elimina sto video e lo rifacciamo. Metti un attimo in pausa, me lo rileggo, invece di arrampicare. Comunque ormai sembra una presa in giro. Lasciamo In perdere. qualsiasi posto noi andiamo, ci sistemiamo, montiamo il cavaletto, ci prepariamo a parlare, cosa dobbiamo dire? E iniziano a lavorare con la sega. Ovunque, al monastero di San Benedetto ci abbiamo messo 3 ore a fare tutto. Ormai siamo sfigati, eppure qui. Sì, ma addirittura in riva al lago, capito? Non è che dici Sì, mamma sei in un mia. bosco profondo, in riva al lago. La salita per il pozzo del diavolo è piuttosto ripida. Però continuiamo.